Questo è il secondo appuntamento di questa breve rassegna Giugno a Girgenti. Breve rassegna, immaginando 3 appuntamenti in via Atenea, 3 libri e quindi 3 libri in una libreria, nel tentativo disperato di ritornare ad avere appuntamenti nei luoghi belli come le librerie, che ancora hanno un senso nel nostro paese, speriamo per tanto tempo. Il secondo appuntamento è con Giovanni Impastato. Questa bellissima pubblicazione, Oltre 100 passi, pubblicato dalla PM, ha un titolo importante, I 100 passi, ma è oltre 100 passi, e stasera sentiremo perché questo oltre. Oltre 100 passi c'è l'impegno, la memoria, il riscatto, ma soprattutto la speranza del cambiamento, perché i 100 passi ci ha dato la grande possibilità, io mi riferisco al film, di far conoscere un po' la storia di Peppino in tutto il mondo, di far conoscere anche il nostro lavoro, però bisogna andare oltre perché ci sono prospettive diverse, come accennavo poco fa. E ci sono anche delle novità, soprattutto a livello giovanili, perché bisogna avere un approccio diverso con le nuove generazioni e soprattutto cercare in tutti i modi di trasmettere il messaggio di Peppino, che va oltre il film, perché il messaggio di Peppino non è soltanto di impegno civile, culturale, di lotta, ma è è politico, ma è anche un messaggio molto educativo, soprattutto per le nuove generazioni, perché Peppino ha operato questa grande rottura che noi consideriamo storica e culturale, perché non è avvenuta solo all'interno del contesto della società dove lui viveva, ma è avvenuto soprattutto all'interno della propria famiglia. Ecco, questo è un messaggio importante. E poi il fatto che lui ha anticipato i tempi con la musica, con il teatro, col suo impegno politico, con il giornale, con la radio. E diciamo che è stato il pioniere della nuova fase di lotta contro la mafia, e nello stesso tempo possiamo dire che è stato pure l'erede dell'impegno di lotta contro la mafia, perché lui ha raccolto anche la causa dei contadini, l'abbiamo visto impegnato anche che blocca le ruspe a favore dei contadini che venivano espropriati per i terreni per costruire la terza pista dell'aeroporto. Come vedete c'è tutto in questa storia.